Con la recente approvazione di 2 bandi partono finalmente nell'Alta Carnia tutte le strategie cosiddette aree interne, che hanno 2 linee importanti di finanziamento: quella per lo sviluppo locale, in particolare con uno sguardo attento alle filiere, quella del legno, dell'agroalimentare e turistica, che poi devono essere collante degli altri settori produttivi e trainarli, e dall'altra parte l'adeguamento, il superamento delle criticità che sono legate ai servizi essenziali, in particolare sanità, mobilità ed istruzione. Questi primi 2 bandi hanno ad oggetto il tema dello sviluppo locale, sono in particolare indirizzati alle piccole e medie imprese ed è importante che la strategia delle aree interne parta appunto con il piede giusto, ed è importante che lo faccia questa prima area, che è la prima che è stata approvata in Friuli Venezia Giulia. Sindaco Mentil, quali sono le prospettive che i comuni si attendono da questa strategia per l'Alta Carnia? Beh, diciamo che la strategia è un lavoro complesso, iniziato 3 anni fa, hanno partecipato tutti i comuni, tutti i portatori di interessi nel contribuire a quella che è una strategia che dovrebbe avere come obiettivo quello di mantenere le persone ad abitare e a vivere in montagna, quindi frenare quello spopolamento che, se 30 anni fa si sospettava, adesso è reale purtroppo. Quindi l'obiettivo fondamentale è quello di mantenere, diciamo così, la vivibilità in montagna con chi ci vive realmente. Allo stesso tempo anche di riattrarre quelle persone che magari sono andate via tempo fa per 1000 motivi. Anche uno dei primi è quello che non permettevano di essere i servizi all'altezza della situazione, quindi lavorando su servizi essenziali e sviluppo locale, la strategia va proprio a rispondere in quest'ottica a quelle che sono le problematiche fondamentali che ci sono nel vivere, nel continuare a credere che vivere in montagna sia un vantaggio competitivo. La strategia ha lo scopo di innalzare la qualità dei servizi e, assieme allo sviluppo locale, chiaramente completare quella che è la capacità di sostenere chi vive in montagna.